Presidente, una nuova piattaforma web per sostenere l'economia locale. Questa è una delle tante iniziative che Confcommercio fa e ha fatto soprattutto in questi ultimi tempi, e credo che questa sia una proposta che guarda al futuro e che indica una strada possibile da percorrere, direi che è quasi obbligata. In cosa consiste questa piattaforma? Questa piattaforma avrebbe e vorrebbe essere la materializzazione della rete, e mi spiego meglio, perché utilizzando e mettendo in rete tutti i punti vendita del commercio tradizionale ci consentirebbe di sostenere i centri urbani, impedire la desertificazione e soprattutto combattere anche le famose città fantasma, che oggi ancora non si vedono, ma se continua questo trend non è molto lontano questo momento e questa possibilità. Lei è ideatore e sviluppatore di questo nuovo progetto. Come nasce l'idea di coinvolgere l'economia locale? Ma l'idea è nata, dopo 17 anni di esperienza di e-commerce e di marketplace in giro per l'Italia e per il mondo. Insieme a Confcommercio è venuta l'idea di creare un qualcosa per il territorio. Questo è nato prima del coronavirus, l'idea, e proprio l'obiettivo era aiutare i negozianti ad andare online valorizzando il territorio locale. E da qui è nata l'idea, e poi il coronavirus ha solo accelerato un processo che già era in essere per questo motivo. Sarà una piattaforma di facile utilizzo, suppongo. Sì, è una piattaforma estremamente facile da utilizzare, nel senso che il singolo negoziante in piena autonomia carica i suoi prodotti, li gestisce, li aggiorna, fa tutto quello che vuole, gestisce gli ordini in piena autonomia. E poi abbiamo comunque Confcommercio che lo supporta e lo aiuta dove ha bisogno. Sarà dunque una sorta di città virtuale, un mercato virtuale Sì. locale. Sì, è un vero e proprio marketplace locale, perché si può già andare nella sezione negozi e si possono decidere di vedere tutti i negozi, ad esempio di Montebelluna, o tutti i negozi della provincia del settore abbigliamento, quindi si fa proprio fisicamente come se si passeggiasse in centro città. È una nuova formula che vogliamo proporre per il territorio, partendo questa sera da Montebelluna e tutti gli esercenti. L'invito è stato esteso a tutto il territorio comunale e oltre ai nostri soci. Naturalmente sappiamo che è un nuovo progetto che dovrà essere ben compreso e diffuso all'interno delle attività del territorio. È un metodo però che riteniamo importante per il prossimo immediato futuro, e anche per dare un'opportunità alle imprese che non hanno la possibilità fisica di accedere al sistema di e-commerce di arrivare facilmente e con il massimo appoggio di Confcommercio al canale dell'e-commerce. E questa è la nostra sfida, vogliamo proprio dare supporto totale, nel senso di affiancarli dall'avvio, quindi dal caricamento dei prodotti, fino ad arrivare all'apertura proprio della loro pagina, del loro negozio virtuale all'interno della piattaforma Treviso Now.